Alberto Rizzotto è morto a causa del violento trauma cranico provocato dall'impatto del bus quando si è schiantato a terra precipitando dal cavalcavia di Mestre. Ogni dubbio è fugato. Secondo il medico legale consulente della Procura della Repubblica di Venezia, dunque, l'autista quarantenne trevigiano morto insieme ad altre 20 persone la sera dello scorso 3 ottobre non è stato colto da alcun malore. È questa la conclusione della relazione depositata, che esclude dunque anche eventuali complicazioni cardiache. È evidente che un elemento fondante è che qualcosa in questo autobus è successo nei 40 metri. Poi c'è il tema del guardrail, per carità lasciamo ai periti valutare ciò che devono valutare, ma la cosa sostanziale è che per oltre 40 metri l'autobus urtava. Rizzotto ha tentato, e si vede proprio nel tentativo però il bus non rispondeva più. Cos'è successo dunque davvero quella sera? In attesa dell'esito delle perizie mancanti, quelle sul cavalcavia effettuate dall'ingegner Migliorino e quella sul bus, il cerchio si restringe notevolmente e il timore che la causa stia proprio nel mezzo si fa sempre più spazio, anche alla luce dei successivi incidenti che hanno visto coinvolti 4 mezzi proprio della linea. Io dico che le immagini che Media Nord-Est ha evidenziato più volte sono eloquenti. E non ho contezza, lo dico in maniera, so che anche i vigili del fuoco abbiano fatto dei rilievi precisi sul tema di alcune questioni di carattere meccanico o tecnico. Certo, la Procura sta facendo un grande lavoro, ha affidato degli esperti importanti e ci auguriamo che presto arrivi la verità. Proprio ai nostri microfoni, infatti, un ex dipendente in forma anonima aveva puntato il dito sul malfunzionamento dello sterzo di questi mezzi, su cui molti pendolari oggi hanno paura di salire. Se la gente, i cittadini hanno paura, noi dobbiamo fare in modo che la gente si senta sicura. Il tema di questo gravissimo incidente, intanto c'è un punto fermo. Alberto era una bravissima autista, una brava persona, purtroppo ha fatto di tutto per salvare la situazione. Credo che la testimonianza dei quei 50 metri che non riusciva più, perché, io chiudo dicendo, come avete voi ben evidenziato, perché non riusciva a riportare al centro del cavalcavia il bus e sbandava sempre in continuazione. Credo che con ansia lasciamo ai tecnici farlo, speriamo che presto arrivino le perizie su queste parti meccaniche che ci dicano finalmente la verità.